Per Guida ai Campionati siamo con Jeffrey Celanti. Jeffrey, si- Buonasera. buonasera a te. Prima di parlare di oggi, si può definire quasi ottima la prova di Treviso di domenica scorsa? Sì, domenica scorsa abbiamo dimostrato di essere squadra, un punto è stato importante per il morale e comunque in settimana già col mister avevamo parlato che eravamo sulla buona strada, buonissima direi. E oggi comunque abbiamo dimostrato tutto quanto quello che abbiamo provato in settimana e quello che vuole il mister da noi, insomma, le nostre qualità. Oggi ha cambiato ancora il mister, ha messo in panchina Morbioli e Moretto e non ha ancora il meglio della forma. Sì, è stata una scelta del mister, in questo momento Andrea magari è un po' sottotono, però sicuramente sarà uno dei protagonisti da qua in avanti del Vittorio Veneto. Siamo tutti pronti, oggi ha cambiato il mister, ci siamo fatti trovare pronti, oggi sono entrato io, Anselmi, vuol dire che la squadra sta bene, che tutti quanti remano dalla stessa parte ed è importante per il campionato che deve fare il Vittorio Veneto. Prima vittoria in campionato, la tua acrobazia per il vantaggio, poi Gilde e un altro gol di Zilli, un altro bellissimo gol di Zilli tra l'altro. Chiudere così il primo tempo non è sempre facile. Non è facile perché si rischia di calare di concentrazione, invece il secondo tempo si è riusciti ad amministrarla bene, potevamo aumentare il vantaggio, ma va bene così, insomma. Infatti, puro contendimento il secondo. Certamente abbiamo gestito la situazione. Domenica è un'altra sfida importante giù a Saunara Villatora. Domenica sarà un test vero, perché è una squadra diretta concorrente per noi, insomma, che oggi mi sembra abbia pareggiato col Treviso, quindi questo dimostra che il campionato è equilibrato e difficile e da qua alla fine tutte le domeniche saranno delle battaglie e domenica sarà battaglia a Saonara. Questi giovani si fanno trovare pronti anche oggi e a chi dedichi il gol. Beh, il gol è sempre per la fidanzata. I giovani sono sempre pronti, sono tutti di qualità. Quest'anno veramente mi hanno sorpreso tutti. Grazie. A voi, grazie, buonasera. Siamo con Davide Giacomini. Davide, finalmente è arrivata la prima vittoria in campionato qui in casa. Sì, finalmente è arrivata questa vittoria che aspettavamo da un po', forse poteva venire anche prima, comunque è avvenuta e l'abbiamo meritata perché in settimana ci siamo allenati bene e ero sicuro che oggi facevamo 3 punti. Domenica scorsa, ricordando il punteggio di 1-1 a Treviso, avete giocato bene anche lì. Abbiamo fatto molto bene anche a Treviso, purtroppo siamo stati sfortunati su un tiro deviato e E poi fortunati nel rigore. vabbè, fortunati che là, però potevamo averla chiusa prima la partita. Domenica si va a Saonara che oggi ha pareggiato proprio col Treviso 0-0. Domenica andiamo a Saonara e sono sicuro che faremo bene perché siamo carichi della vittoria di oggi e i ragazzi sono sicuro che mi daranno soddisfazioni. Grazie Davide. Grazie a voi e un buon campionato a tutti. Siamo con il mister della Feltrese Remonato. Mister, una posizione che non compete alla Feltrese in campionato. Ma che non compete. Sapevamo dall'inizio che non era facile il campionato per noi, perché cioè, siamo una squadra che per molti è la prima volta che fanno sta categoria qua. Ci sono molti nuovi e quindi c'è una posizione che non ci compete. Se siamo là, cioè, evidentemente abbiamo tutti delle colpe, io per primo, perché sono io il responsabile di questa squadra. E bisogna migliorare soprattutto sotto l'aspetto della cattiveria, dell'agonismo, perché al di là di quello che può essere l'aspetto tattico, tecnico, anche oggi i gol sono stati presi, sì, che non eravamo cattivi, determinati su certi palloni, vedi il primo gol sì, ha fatto la rovesciata, però nessuno ha dato una pressione forte su quell'uomo là. Il secondo gol su un'azione di fascia hanno preso la palla, abbiamo preso la palla per 3 volte l'abbiamo persa e poi ha messo la palla in mezzo. E sono questi poi gli episodi che ti fanno fare la differenza, ma non è solo oggi, è un po' in generale è specchio della nostra situazione. Se non capiamo che dobbiamo essere più cattivi, più
sentire anche di più la partita, giocare palla su palla, cioè, è difficile, perché poi anche la squadra fa delle cose positive, si cerca di giocare a calcio, si crea delle occasioni, perché anche oggi nel primo tempo ci siamo trovati un paio di volte davanti al portiere, però poi subiamo sti gol qua perché ci manca la cattiveria, la giusta cattiveria, la giusta determinazione, che poi si va già a compromettere la partita, perché, e ripeto, non solo da oggi, è un po' un trend che abbiamo noi. Se non capiamo queste cose, cioè, è dura. E questa è una cosa che cioè, la cattiveria, la rabbia, la determinazione bisogna averla dentro, non è che puoi anche allenarla, perché non è che la puoi mettere sotto l'aspetto. Io e il mio staff si cerca di dare degli input perché perché i ragazzi mettono in campo queste armi qua, ma fino adesso le mettiamo in campo a sprazzi, e quando che non le mettiamo in campo si prende gol e si subisce, e poi di conseguenza le partite vanno come vanno. Hai chiesto un difensore e visto gli ultimi acquisti, arriverà questo difensore? Penso di sì. Dovrebbe arrivare, non dico chi è, cioè, perché deve ancora essere ufficializzata la cosa, però cioè, io dall'inizio dell'anno che chiedo un difensore anche un po' esperto, perché si vede, anche se poi non è che arriva il difensore, questo è la medicina che ti fa cambiare, però mi serve un difensore esperto, perché là dietro molti non hanno mai giocato in categoria, e quindi subiamo, ad esempio, vedi oggi dei gol che sono, cioè, evitabili anche. Cioè, sbagli due o tre cose perché non sei determinato, perché non sei attento, perché hai un attimo di amnesia, cioè, prendi gol. Quindi se hai un difensore che tiene un po' sveglia A retroguardia. la compagnia, cioè, diciamo così, sarebbe, cioè, una cosa, cioè, importantissima per noi. Anche se, cioè, ripeto, non è che adesso se arriva, cioè, il difensore sono tante cose da migliorare, cioè, non è uno solo, però spero che ci dia la mano, insomma, perché è questo, insomma, perché noi, cioè, ripeto, lei prima ha detto, e questa è la posizione. La posizione, cioè, ripeto, noi sapevamo che è un campionato dove c'era da soffrire, da penare, però se non capiamo certe cose, Non si va da nessuna parte, non si dici. va da nessuna parte, insomma, quindi, cioè, siccome ci sono molte partite ancora da fare, speriamo che si capiscono queste cose qua. Grazie, mister. Prego.